gli infortuni non hanno dato tregua quest'anno alla formazione rossoblù. Ricordiamo che dei due acquisti arrivati la scorsa stagione per questo vero e proprio New Deal, per questo anno di ricostruzione che vedeva la società di Via della Rabosa ripartire dalla serie inferiore dopo i tragici fatti, i tragici lutti, di cui peraltro tra pochissimo ricorrerà il primo anniversario, ovvero della scomparsa del direttore generale Giovanni Bolzan, del dirigente Dino Marcuzzo e del patron Giuseppe Casagrande. Insomma, questa scelta di partire dalla Serie C con la primavera dello scorso anno guidata dallo stesso Massimo Zoni, nel frattempo promosso in prima squadra, primavera trapiantata di fatto con la maglia della prima squadra, oltre ad alcune senatrici che hanno scelto di ripartire, di sposare nuovamente questo progetto anche per aiutare le più giovani a crescere. E tra queste senatrici c'è proprio la giocatrice che in questo momento cede la rimessa all'avversario, ovvero Ilaria Mella. Fa particolare sensazione chiamarla come tale, una classe 2002, ma ha avuto modo già di timbrare il cartellino anche in Serie B, insieme ovviamente alle più esperte Cari Mantoani e Laura Tommasella, che in questo momento devono davvero portare luce a quello che è stato un gioco ricco di imprecisioni nel primo tempo. Anche qui manca l'intesa tra Alice Bonassi e Carlotta Gava, rimessa laterale allora in zona offensiva affidata a Gallo. Prova a salire al piccolo trotto in questo primo sprazzo di secondo tempo la formazione ospite. Blarzino, duello con Tommasella, cede il pallone poi per Gallo, pallone sporcato da Tommasella, calcio d'angolo, il secondo della ripresa, il quarto complessivo per la Triestina, che prova allora a riprendere quel fil rouge espresso per tutto il primo tempo, cercando di creare pericoli soprattutto sulle fasce offensive. Allora calcio d'angolo affidato ancora a Blarzino, che disegna una traiettoria in area di rigore, a cercare, poi il pallone rimane per Paoletti, che trova la rete dell'1-0 e questa volta non sbaglia Antonella Paoletti quando siamo nel corso del quinto minuto della ripresa, dopo le due parate di Alice Bonassi nel primo tempo. Questa volta col pallone davvero da posizione super invitante ha trovato quella che è la rete dell'1-0 e alla fine meritato, possiamo dirlo. È arrivato il vantaggio ospite con la classe 88, pallone che è sbucato da questo calcio d'angolo. Ancora una volta palle da fermo che diventano croce edilizia per la formazione di mister Massimo Zoni, spesso molto pericolosa in fase offensiva, ma in questo caso trafitta invece dal calcio d'angolo di Blarzino. Mischia in area di rigore, dobbiamo dire ancora una volta qualche rimpallo che non ha deposto a favore delle ragazze di casa, delle Tose. Ed è sbucata quindi Antonella Paoletti, questa volta spietata Ferale nel trafiggere il portiere rossoblù Alice Bonassi. Intanto scontro in area di rigore tra Peressotti e Trevisiol, tutto regolare. Allora vediamo se ci sarà la reazione da parte delle Tose, che provano ora a premere. Mella, il velo sul lancio di Gava, va a duello poi con Gallo, tutto regolare anche in questo caso, quindi esce bene la numero 23 alla bardata, che può toccare poi per Usenic. Non si intende però, attenzione con Bortolina, allora possibilità per Modolo, in area di rigore per Mantoani, pallone sporcato che diventa però buono per Trevisiol, che arriva da dietro e prova a liberare tutta la propria potenza, pallone però lontano dalla porta di Malaroda. Allora prova a suonare la carica il terminale offensivo, la Vera Nueve, seppur in maglia 17, della formazione di casa, che ora deve inseguire il gol al quinto minuto di Antonella Paoletti. Attenzione, rischia qualcosina qui Bortolin su Modolo, da dietro anche Tommasella, prova a spizzare il pallone di testa, poi allarga Modolo per Furlan sulla sinistra, tocco per Mantoani, Mantoani prova a sgusciare alle spalle di Tic, era doppio di marcatura proprio di Paoletti. Alla fine l'ultimo tocco premia il lavoro comunque di cuore e di fisico della numero 28 di Sclaunicco, rimessa laterale per Monica Furlan, quasi all'altezza della bandierina. Serve Bigaran ancora con due avversari alle spalle, c'è però l'intervento falloso di Alberti. Allora calcio di punizione per le Tose, che possono provare a costruire un'azione interessante con questa sorta di corner corto dalla sinistra, con Laura Tommasella che cede l'incombenza dell'esecuzione a Capitan Karin Mantoani. Fino a questo momento un solo tiro verso la porta, verso lo specchio della porta per quanto riguarda la formazione vittoriese. Ben
9 complessivi invece per la Triestina, che al quarto tentativo vero e proprio ha trovato il gol del vantaggio con Paoletti. Attenzione a questa punizione però col destro Mantovani, pallone sul secondo palo, allontanato da Peressotti, era buono però il pallone, la sfera, la traiettoria della stessa disegnata da Karin Mantovani. Allora dalla parte opposta Carlotta Gava per la rimessa laterale a cercare Mella in area di rigore, colpo di testa in anticipo di Virgili, poi Usenic branca il pallone, serve Zanetti che non riesce però a controllarlo in due tempi, e ora con una certa pressione. Nel frattempo ci scusiamo per qualche secondo di buco poco fa nella trasmissione, qualche piccolo inconveniente tecnico però prontamente risolto, anche per problemi di natura elettrica che stanno interessando la nostra zona quest'oggi. Il tempo va migliorando dopo un temporale che in mattinata si è abbattuto qui su Vittorio Veneto, peraltro portando con sé un vento di bora, quasi a simboleggiare questo scontro contro le Triestine. Ma attenzione al calcio d'angolo qui in favore del Perma, che è il secondo del match, e va Ilaria Mella a batterlo, pallone al centro dell'area, Malaroda buca l'uscita ma in qualche modo si ritrova il pallone, poi anche a contrasto con Bigaran riesce a tenere la sfera. Qui poteva approfittarne una giocatrice rossoblù sull'intervento non perfetto da parte del giovanissimo estremo Alabardato. Dicevamo, questa giornata caratterizzata da un vento che ora va placandosi, anche il meteo va migliorando, ma stamattina c'era della bora piuttosto forte. Attenzione, vediamo se prova a veleggiare proprio Carlotta Modolo sulla destra, pallone che le rimane un po' schiacciato, poi il triangolo con Tomasella però riesce, allora può andare al cross Modolo col destro, pallone in area di rigore, troppo su Malaroda e infatti si spegne sull'esterno della rete dello stesso portiere in maglia 96, che quindi può abbassare i ritmi che ora le Tose stanno provando a alzare, devono farlo perché hanno giocato un po' troppo col fuoco nel primo tempo, qualche rischio di troppo, e infatti in apertura di ripresa, a cavallo tra il quinto e il sesto minuto, è arrivato il gol del vantaggio di Antonella Paoletti, che ora permette alla Triestina di cullare il possibile sorpasso in classifica proprio ai danni del Permac Vittorio Veneto. Ora Mantovani a duello, palla che danza al limite del fallo laterale senza però uscire nonostante le proteste della formazione triestina. Forse subisce un colpo anche Tomasella, sì, colpo in ritardo da parte di Blarzino. Allora calcio di punizione a favore della formazione di mister Massimo Zoni. Si è subito rialzata la numero 22 di Casa Permac, che per il momento non è riuscita a aumentare il coefficiente qualitativo, ma che può sicuramente essere sempre fonte di ispirazione per le compagne. Punizione di Tomasi, palla allontanata da Virgili, Usenic con un disimpegno non perfetto, in qualche modo anche Peressotti, colpo di testa di Blarzino. Martinis fa a sportellate con Zanetti ed è brava a impedire alla numero 9 di intervenire sul pallone. Palla poi per Mantovani in posizione regolare, attenzione per Mella che ha spazio a destra, può provare la conclusione e sulla linea Virgili in qualche modo salva, allontana poi Malaroda, e qui la prima vera grande occasione per il Permac di tutto il match, con Ilaria Mella che ha sfruttato un buco sulla destra. Per quanto riguarda la formazione ospite, il diagonale da posizione molto defilata, ma Malaroda sembrava un pochino in ritardo, allora provvidenziale l'intervento di Virgili. Attenzione ancora al Permac che ora preme, pallone che rimane un po' addosso a Mella, poi anche Trevisiol va a lottare con Peressotti. Peressotti allontana però ancora sui piedi della numero 6 vittoriese, che può provare ancora ad andare al cross, pallone che sbuca in area di rigore, Mantovani vaga ancora la sfera e alla fine Malaroda impedisce a Bigaran, che stava accorrendo dalle retrovie, di intervenire sul pallone. Ora però sprazzi di buon Permac in fase offensiva, e ce n'era bisogno dopo non solo il gol del vantaggio da parte delle ospiti, ma anche di una prestazione che stava lasciando un pochino a desiderare per il momento da parte della formazione di mister Massimo Zoni. Vedremo anche se il condottiero pordenonese sulla panchina rossoblù proverà a utilizzare quelle che sono le frecce al proprio arco tecnico-tattico per cercare di pescare qualche jolly dal mazzo. Ricordiamo che a disposizione della panchina rossoblù tra le altre c'è Gaia Maria Sovilla, che sarà proprio la prima a entrare in questo momento, e subentra a Carlotta Modolo. Cambio che quindi non dovrebbe comportare particolari variazioni per quanto riguarda il modulo, il 4-2-3-1 ad appannaggio della squadra di casa. Gaia Maria Sovilla, che in questa stagione si è disimpegnata in tantissimi ruoli, una delle giocatrici sicuramente più polivalenti
a disposizione del coach rossoblù. Primo cambio del match, quindi è per il Vittorio Veneto al minuto 59. Dicevamo che per quanto riguarda la formazione di casa a disposizione ci sono anche il secondo portiere Chiara Daronc insieme a Luna Da Ross, Arianna Fattorel, Arianna Cartelli, Dalila Canzi, Alessia Gallina, Deborah Zilli e Elena Govetto. Nel frattempo un colpo subito da Sofia Bigaran che si rialza però prontamente. Diverse quindi le soluzioni a disposizione del mister di casa, per lo più sono giovanissime, pensate solo Sovilla e Zilli sono classe 99, tutte le altre giocatrici pronte alla bisogna a dire la loro in questa partita sono nate tutte dal 2000 in poi, quindi rappresentano il presente ma anche il futuro di questa squadra. Nel frattempo interviene Martinis a evitare a Zanetti la possibilità di entrare in possesso del pallone. Per la Triestina ci sono invece a disposizione del mister Melissano Ferfoglia, Tortolo, Zuliani, Miani, Flyban, Nemaz, Del Stabile, Sandrin e Lago. Sicuramente tra le più esperte anche per curriculum c'è Sofia Del Stabile, che ha già attenzione però a Usenic, che è anticipata da Gava. Sofia Del Stabile che ha già incrociato i colori rossoblù in una partita molto particolare e per certi versi dimenticabile della storia della formazione vittoriese, ovvero lo scontro nell'anno di Serie A sul campo del Tavagnacco, ultima giornata del campionato 2015-2016, con le Tose che con il senno di poi, anche in caso di successo in terra friulana, non avrebbero comunque potuto raggiungere la salvezza per effetto dei risultati delle dirette concorrenti Roma, Bari e Luserna, ma in quell'occasione insomma fu una sconfitta bruciante per 5-0, tra cui appunto tra le marcatrici della partita ci fu anche Sofia Del Stabile. Intanto attenzione alla punizione di Bortolin in area di rigore, l'uscita di Bonassi che tocca il pallone, c'è forse fuori gioco però, segnalato a, sembra Peressotti, che non è convinta della chiamata del collaboratore del signor Corradi di Brescia. Calcio di punizione allora affidato a Alice Blarzino, scusate, a Alice Bonassi. Stavamo pensando a Sofia Blarzino, che è stata sicuramente Silvia Blarzino, è stata una delle più importanti nella prima frazione di gioco per la manovra triestina. In questo momento sembrano un pochino in grado di controllare meglio le retroguardie rossoblù, le folate offensive. Attenzione però al pallone per Usenic, che la prova a sganciarsi a sinistra in area di rigore, francobollata da Gava, pallone dietro per Bortolin, Bortolin prova a sfidare a duello Sovilla, pallone basso ancora per Blarzino, allontanato la sfera in qualche modo, Trevisiol viene a rincorrerla quasi sulla sua tre quarti, ma anche Virgili si sgancia con una certa prepotenza dalla sua zona di competenza, bravissima Giulia Trevisiol a impedirle di completare questo box to box che avrebbe potuto essere un pericolo, una minaccia potenziale ancora per la retroguardia diretta da Alice Bonassi. Pallone che staziona ora sulla tre quarti, allontana Giada Tomasi, colpo di testa in anticipo di Peressotti, poi il lancio di Alberti, prova lo scatto Zanetti in uscita. Alice Bonassi blocca il pallone quando abbiamo superato il quarto d'ora del secondo tempo. Triestina in vantaggio da 10 minuti esatti per effetto della rete di Antonella Paoletti al sesto del secondo tempo. Sul calcio d'angolo proprio di Blarzino è riuscita a trovare il corridoio vincente, ma attenzione anche ai corridoi che può creare Ilaria Mella sul fronte opposto. Qui a duello con Gallo, ultimo tocco dell'esterno difensivo della Triestina. Allora calcio d'angolo, è il terzo del match per il Permac, che ora prova a salire, prova a esprimere le proprie potenzialità su pallone da fermo, chiama lo schema Ilaria Mella che andrà col destro dal fronte destro, pallone interessante in area di rigore, ma la roda coi pugni in anticipo, questa volta bene, senza rischiare, poi disimpegno avversario, di mestiere Furlan evita a Paoletti di poter intervenire su questa sfera e serve dietro Bonassi. Il rinvio, pallone che rimbalza oltre il cerchio di centrocampo, prova difficile controllo, questa volta Blarzino, poi di petto prova a mettere ordine Mantoani, sporcato però il pallone dall'intervento alle sue spalle di Raisa Tic. Bonassi rischia un po' su questo rinvio ma non aggancia Paoletti, lo fa Karin Mantoani che è stata colpita da Tic, intervento involontario ma è stato l'urlo di dolore da parte del capitano vittoriese, intervento fortuito. Ma attenzione al primo cambio anche in casa triestina,
e entrerà proprio Sofia Del Stabile. Attenzione, ovviamente abbiamo citato quel ricorso storico che non può far piacere all'ambiente rossoblu, ma è un dato di fatto, e lo scopo è proprio questo, ovvero fornire rinforzo offensivo. Esce l'autrice del gol, Antonella Paoletti, quindi questo è il primo cambio per la formazione ospite. Entra dunque Sofia Del Stabile, anche in questo caso dovrebbe essere un cambio alla pari, vedremo anzi se Sofia Del Stabile andrà magari a giocare più avanzata. Attenzione intanto alla punizione di Tomasella, pallone colpito di testa, vediamo ultimo tocco, una giocatrice rossoblu perché la rimessa del fondo è affidata a Malaroda. Vedremo se Del Stabile andrà a giocare più vicina a Zanetti. In realtà, vedendola in questo momento sul terreno di gioco, sembrerebbe un cambio a tutti gli effetti alla pari, quindi ci aspettiamo un duello tra Del Stabile e Furlan su quello che è il fronte offensivo mancino della formazione alla Bardata. Tanto grande lotta ancora a centrocampo, Furlan prova ed esce vincitrice da questo scontro, serve Mantuani, pallone un po' lungo per il capitano del Permac che si dispera per non essere riuscita a raggiungere il pallone. Ormai 20 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Permac che dopo il gol ha trovato una scossa, ha trovato la voglia, il carattere, la caparbietà per provare a reagire, ma per il momento non sono arrivate occasionissime per poter tentare di raggiungere il pareggio dopo la rete di Antonella Paoletti al sesto minuto. Intanto una carambola tra Bigaran e Mantuani, cross del capitano rossoblu per Amella che prova a agganciare, poi la conclusione da dimenticare da parte della numero 6 rossoblu. Si riparte quindi da Ginevra Malaroda, andiamo a vedere quelle che sono eventuali novità sugli altri campi. Giornata che abbiamo detto può diventare cruciale sia per quanto riguarda la zona promozione, una sola squadra potrà guadagnare i galloni della promozione, del piazzamento per disputare la serie cadetta, la serie B 2021-2022, manca un intero girone, ma il gioco di equilibri per il momento ha delineato due protagoniste su tutte, abbiamo ricordato, ovvero Cortefranca e Trento. Attenzione perché appunto il Cortefranca sta vincendo 2-0 sul campo del Venezia, altra squadra che comunque è nelle zone nobili, mentre il Trento sta perdendo in casa col Padova. Occhio a Del Stabile, Reneo è entrato a duello con Furlan, prova a sgattaiolare proprio la numero 21, cross smorzato però dalla senatrice Monica Furlan, sempre presente sin dal 2010, lei che è sostanzialmente nata e cresciuta calcisticamente con questa maglia. Attenzione alla traversone al centro, Zanetti, il colpo di testa in torsione, e qui buona occasione per la triestina. Si dispera a bordo campo mister Fabrizio Melissano, perché questa era una buonissima occasione sulla traversone di Gallo da sinistra, ha provato la torsione, la top scorer alla Bardata che ha anticipato Martinis, se non ho visto male. Pallone largo, ma qualche brivido per Alice Bonassi, che ora rinvia il pallone che però è il nuovo preda della triestina. Ancora Zanetti, Blarzino, Del Stabile, prova in verticale per Zanetti che però non aggancia, in anticipo Tomasi, si strattonano i due, duello molto fisico. Alla fine il fallo è fischiato contro Giada Tomasi e allora calcio di punizione per la triestina. Buon lavoro di Michela Zanetti finora, dobbiamo dire, al centro della retroguardia rossoblu, cliente assolutamente di livello per Giada Tomasi e Carlotta Martinis. Sarà allora Silvia Blarzino col mancino a cercare di disegnare una sfera potenzialmente pericolosa, interessante per la formazione alla Bardata, con Trevisiola e Mantuani in barriera. Ancora una volta le centrali difensive per Essotti e Virgili che vanno a sostenere le proprie compagne nel tentativo di spizzare il pallone verso la porta. Marcatura a zona da parte delle rossoblu, va allora Blarzino col sinistro, pallone basso che però rimane lì, a terra una giocatrice ospite, ma siamo già col contropiede rossoblu con Mella che prova a mettere in moto Mantuani. Attenzione alla velocità di Capitan Karin Mantuani che può provare a infilarsi nel di rigore, non c'è nessuno al centro, vediamo se prova ad andare in dribbling con Tic che le sporca il pallone. Allora calcio d'angolo, ma qui buon break vittoriese con contropiede fulmineo, Trevisiola, Mella, Mantuani. E allora vediamo se da questo
corner, se dal destro della numero 28 di Sclaunicco può nascere un'occasione interessante. Allora sale come al solito anche Giada Tomasi insieme a Sofia Bigaran, Giulia Trevisol, Ilaria Mella, con Tomasella e Sovilla al limite, magari per approfittare di una corta respinta. Va col destro Mantovani, pallone al centro, colpo di testa di Peressotti però in anticipo, poi Usenic a duello con Tomasi. L'ultimo tocco dovrebbe essere, sì, di una giocatrice triestina, rimessa laterale allora affidata alla Permac, che ora prova a spingere, prova a metterci tutto il cuore, tutti i polmoni possibili. Tomasella, pallone in orizzontale per Gava, che deve perdere qualche centimetro però lì dietro per andare a rincorrerlo. Lancio non perfetto per Mella. Allora Gallo in anticipo per Usenic, che trova la sovrapposizione, pallone però troppo lungo, scattata Gallo, Teresa Gallo ancora all'inseguimento del pallone. Siamo ormai oltre questa seconda frazione di gioco, Triestina sempre in vantaggio per 1-0 qui al Vittorio Veneto col gol di Paoletti al sesto del secondo tempo. Un cambio per parte, come abbiamo detto, nel Permac Sovilla per modulo, nella Triestina del Stabile proprio per Paoletti. Ancora Mella, solito duello con Gallo, prova ad andare al cross, ancora sfida tra le due, poi il traversone viene rimpallato, non vuole allontanarsi la sfera da quel fazzoletto di terreno all'altezza della bandierina di destra, c'è il raddoppio su Mella che alla fine si vede soffiare il pallone, poi sul rilancio colpita Carlotta Gava. Allora un'altra possibilità, un'altra novità in casa rossoblu, esce Giulia Trevisiol ed entra Deborah Zilli. Questo è il secondo cambio e allora vediamo, perché qui potrebbe veramente esserci una novità tattica da parte di mister Massimo Zoni, che sceglie di privarsi del suo ariete offensivo per dare spazio alla freschezza di una delle migliori marcatrici rossoblu della stagione. Abbiamo detto ha dovuto lottare con problemi fisici in questo primo scorcio di stagione 2020-2021, ma ha segnato comunque 4 gol molto importanti, il più pesante forse nel pareggio sul campo del Venezia. Vedremo allora, c'è subito area di spostamenti a livello tattico, schiama però questa azione, Mella non riesce a far proseguire per Sofia Bigaran, allora prova la Triestina a ripartire, Zanetti ancora duello con Tomasi, lascia Blarzino, pallone verticale per lo scatto di Del Stabile, in anticipo c'è però Monica Furlan, il tocco per Bonassi, rinvio che permette a Deborah Zilli di cercare di difendere il pallone su Blarzino, raddoppio ancora di Del Stabile, raddoppiano spesso e volentieri le marcatrici rossoblu. Vediamo che la novità sembra Ilaria Mella al centro dell'attacco, con Zilli quindi esterno destro, Mantovani, anzi esterno sinistro, Mantovani a destra e Bigaran trequartista. Attenzione a questo pallone, ancora interessante per Mella, su un buco da parte della difesa triestina, rimane in qualche modo Peressotti che poi lascia a Malaroda il rinvio, lo riconquista però Sovilla, ancora una volta raddoppiata, subito grande pressione da parte delle giocatrici ospiti. Ora si preme molto sul fronte offensivo di sinistra per quanto concerne la formazione vittoriese. Ancora Mella, ultimo tocco da parte di Alberti, rimessa laterale allora per Furlan, che attende il movimento delle compagne, poi sceglie Sovilla, anticipata Del Stabile, scontro con Furlan, in ritardo questa volta la numero 20 di Codognè, calcio di punizione a favore della Triestina. Dicevamo, sarà interessante vedere ora come le Tose, che in realtà non hanno variato il loro modulo, andranno a piazzarsi, soprattutto a cercare di esprimere il massimo sforzo offensivo, con Bigaran e Mella che possono anche scambiarsi tra tre quarti e posizione da centro attacco. Questa è Bigaran, la giocatrice più avanzata, e Zilli, ripetiamo, a sinistra. Mantovani quindi spostata sul fronte opposto. Grande lotta ora di Zilli, ancora una volta però l'implacabile pressione triestina non permette alle rossoblu di mantenere il controllo del pallone. Ora attenzione perché Blarzino ha un po' di spazio di libertà per servire Usenic, non riesce a stoppare il pallone, allora rinvia Bonassi, di prima a Sovilla, forse poteva anche provare un aggancio più in due tempi. Poi c'è una posizione di fuorigioco segnalata alla stessa Usenic, che stava rientrando dal fronte offensivo. Vi ricordiamo anche che avete la possibilità di contribuire, come vedete in seconda impressione, con una donazione al progetto rossoblu in questa che è un'annata complicata da molti punti di vista, la ripartenza alla quale è stata costretta la formazione vittoriese dopo
il terribile 2020, ovviamente per tutti, ma qui a Vittorio Veneto si è sentito di più per gravi lutti societari, e questo progetto basato sulle giovani, ovviamente questa possibilità di proporvi le partite a porte chiuse live sulla tenda TV ci permette anche di ricordarvi che ovviamente grandi sacrifici economici sono in questo momento in corso per tutti, ma qualora lo vogliate, qualora possiate darci una mano, sicuramente ogni donazione, ogni pensiero, ogni donazione è bene accetta. Ricordiamo anche che, e ringraziamo Stefano Modolo per le riprese e Federico Campodall'Orto in regia con l'assistenza di Davide Parpinello, qui con noi in questo Vittorio Veneto Triestina, sempre ad appannaggio della formazione ospite. Ora rischia forse anche il giallo Usenic con questo intervento in ritardo su Giada Tomasi. Permac che deve cominciare a accelerare i tempi perché siamo al minuto, oltre il minuto 74, ci vuole qualcosa di più da parte delle Tose, qualche pericolo in più verso la porta di Malaroda. La Triestina quando riparte dà sempre l'idea di poter essere pericolosa, di poter scalfire la linea Maginot, i cavalli di Frisia opposti dalla retroguardia rossoblù. Intanto Furlan qui, ottimo break per Zilli, sporcato ancora da Raissatic. Buono lavoro anche dei due esterni difensivi, Raissatic da una parte e Teresa Gallo dall'altra. Rimessa laterale ancora di Furlan, ancora Mella, tocco impreciso, allontana Bortolin che però colpisce Tomasella, poi un ping pong, pallone all'appannaggio di Sovilla che serve Zilli, pallone non controllato. Ora tanti scontri a centrocampo, per il momento le due mosse di mister Massimo Zoni non hanno portato quel quid, quel qualcosa in più per aumentare la pericolosità. Fallo ora di Martinis su Blarzino. Dall'altra parte buono l'impatto di Del Stabile in quella che era la mattonella della marcatrice di giornata, della scorer di giornata, ovvero Antonella Paoletti, che ha timbrato il cartellino e poi ha lasciato il posto appunto all'ex giocatrice del Tavagnacco. Allontana intanto Tomasi dal limite, pallone che ricade al centrocampo, lotta Sofia Bigaran su Virgili, pallone però conquistato poi da Alberti. Usenic prova a memoria a pescare Sofia Del Stabile, che però era molto larga in questa fase. Allora Monica Furlan prova a mettere ordine, Tomasella, lancio col destro, impreciso però, Peressotti esce bene, solo per un attimo. Mella, Bortolin, buona partita anche della numero 95 di Martina Bortolin, classe 95, ecco spiegata la facile scelta del numero di maglia per la giocatrice triestina Doc. Diciamo che tra le protagoniste in campo abbiamo detto di questa commistione, al di là della rivalità geografica, possiamo dire così, tradizionale tra friulani e triestini, la formazione alla Bardata è un buon misto di entrambi i ceppi, possiamo dire così, con giocatrici di grande esperienza, soprattutto nell'esperienza con la maglia del Tavagnacco, quindi con la prestigiosa possibilità anche di disputare campionati in massima serie. Ritmi che ora sembrano nuovamente calare e questo ovviamente non fa che deporre a favore della formazione giuliana, che conduce sempre per 1-0. Sovilla all'indietro per Tomasi. Tomasi può ragionare, lancio col destro per Mantoani, stop di petto, subito francobollata da Bortolin, deve cercare di sgusciare in qualche modo il capitano, poi anche Usenic interviene su di lei, colpita involontariamente dalla portatrice della fascia rosso-blu di quest'anno, del capitano della formazione vittoriese. Attenzione ancora a Blarzino, molto attiva anche lei, pallone per Usenic nuovamente, in verticale per Del Stabile. Del Stabile che spesso viene a aiutare centralmente Zanetti, che nel secondo tempo ha sofferto una marcatura che è andata crescendo, molto più attenta e precisa da parte di Tomasi e Martinis. C'è stata un'occasione con un colpo di testa da buona posizione, largo però per fortuna delle Tose rispetto alla porta di Bonassi, ma sicuramente è cresciuta insomma l'attenzione, la cura con cui le due centrali difensive, anche loro molto giovani, già da Tomasi classe 99, Carlotta Martinis classe 2002, hanno comunque imposto in questa fase. Ecco il terzo cambio però per le rossoblù. Allora c'è spazio anche per Arianna Cartelli al posto di Ilaria Mella. Allora prova nuovamente a mischiare
le proprie frecce nella faretra tattica. Vedremo anche in questo caso se ci saranno novità o se semplicemente verranno ruotate le giocatrici offensive. Vediamo che Sovilla sembra essere stata ora alzata da prima punta. Abbiamo detto che la duttilità è sicuramente uno dei pregi maggiori della rosa rossoblu. Sovilla è entrata da centrocampista centrale, di fatto ha giocato anche da ala e ora da prima punta in questo secondo tempo. Il primo cambio, Zilli invece subito piazzata a destra. Arianna Cartelli sembra occupare mattonelle più centrali, quindi occupando quella posizione di Sovilla. Attenzione proprio a Zilli in area di rigore. Zilli sul sinistro, intervento di Bortolin, calcio d'angolo. Allora vediamo se prova a scuotersi finalmente la formazione di casa. Anche con questo ingresso Arianna Cartelli è una classe 2002, anche in questo caso davvero tanta prospettiva per lei. Ovviamente c'è Karin Mantovani dalla bandierina per cercare di disegnare una parabola interessante. Proprio la nuova entrata in maglia numero 13 al limite dell'area, pallone in area di rigore, Virgili in anticipo, spinta da Tomasi e infatti è calcio di punizione a favore della triestina. Abbiamo visto proprio l'impatto sicuramente involontario tra la numero 5, tra il centrale difensivo rossoblu e la centrale invece, la pari ruolo triestina, ora dolorante dopo questo scontro all'interno dell'area piccola. Dobbiamo dire, difesa triestina che ci ha un po' smentito. Avevamo sollevato il dubbio, qualche dubbio, vedendo i 3 gol subiti dalle Torri la scorsa settimana, ma per il momento inappuntabile la prestazione delle alabardate in fase di contenimento. Usenic, duello con la neontrata Cartelli, poi Blarzino, Tomasella lì indietro, forse ha subito anche fallo, infatti si lamenta con il direttore di gara. Pallone però ancora in possesso del Permac, lancio di Gava a cercare Sovilla, che ora è il terminale offensivo della formazione di mister Massimo Zoni. Fallo di Bortolin su Cartelli, allora calcio di punizione ai 30 metri. Salgono ancora le giocatrici rossoblu, reazione che è stata per tratti anche di buona lena da parte della formazione vittoriese, ma è mancata la qualità, è mancata soprattutto la pericolosità dalle parti di Malaroda. Ci si riprova allora con palla da fermo, con Tomasella, pallone teso in area di rigore a cercare Bigaran, anticipo da parte di Alberti, poi lotta Arianna Cartelli, ancora con Zanetti che poi rinvia. Nel deserto dei Tartari c'è Alice Bonassi, ultimo uomo quasi da stopper, è lontana in avanti. Zilli riesce a vincere questo rimpallo su Usenic, pallone per Sovilla, Sovilla riesce in qualche modo a controllare il pallone, vediamo se lo mantiene in campo. Sovilla in area di rigore, attende rinforzi, prova a saltare Virgili che le sporca il pallone, altro calcio d'angolo. Nel secondo tempo il Permac ha trovato decisamente molto più spesso l'aiuto della bandierina, la possibilità di costruire occasioni della bandierina. Per il momento però è mancata quella concretezza, c'è stato il sorpasso per quanto riguarda il numero di corner da parte delle vittoriesi, che con questa battuta salgono a 6 esecuzioni della bandierina. Ovviamente Karin Mantovani col destro in area di rigore a cercare il secondo palo, Zilli che schiaccia troppo il pallone, colpo di testa poi di Alberti, vediamo se Gallo mantiene il pallone in campo, ce la fa a evitare il secondo corner consecutivo. Ora prova a salire allora la pressione delle rossoblu, siamo dentro gli ultimi 10 minuti di gioco e la Triestina è sempre in vantaggio per 1-0 col gol realizzato ormai una mezz'ora esatta fa da Antonella Paoletti. Cartelli a duello con Bortolin, poi anche Gava, pallone ancora che rimbalza in modo piuttosto sbilenco al limite dell'area di rigore, ne esce in qualche modo vincitrice la retroguardia alabardata con Gallo che prova in verticale per Zanetti. Solita pressione da parte di Tomasi che poi tocca per ultima, anzi no, l'ultimo tocco è di Bortolin, non è convinta la giocatrice triestina, ma questa è la decisione del collaboratore del signor Corradi di Brescia. Rimessa per Mantovani, quasi all'altezza della bandierina di destra, protezione di Virgili che fa ancora un ottimo lavoro e la rimessa dal fondo è per Malaroda. Il secondo cambio in arrivo però per la formazione ospite, sta per entrare con il numero 10 Federica Tortolo che subentra a una buona Silvia Blarzino, abbandona il terreno di gioco, prestazione piuttosto sostanziosa da parte della numero 12 friulana, classe 97, che cede il posto a Federica Tortolo, pari età, anche lei classe 97, originaria di Palmanova.
Anche in questo caso dovrebbe essere un cambio alla pari. Colpo di testa dato di Zilli, pallone però che tornerà, molto probabilmente lo fa in questo istante, nella disponibilità di Malaroda. Mancano meno di 7 minuti al 90esimo, vedremo se ci sarà del recupero. Permac, che ripetiamo, ci ha messo qualcosa di più in questo secondo tempo, ma non a sufficienza per spaventare i guantoni della giovane e rampante Malaroda tra i pali triestini. Intanto fallo di Del Stabile ai danni di Furlan, un altro dei duelli che si è ripetuto per tutto il secondo tempo, perlomeno dall'ingresso di Del Stabile al posto della marcatrice signore di giornata Antonella Paoletti. Calcio di punizione con Tommasella, che deve provare a illuminare il gioco rossoblu. Pallone in area di rigore, la chiama Malaroda, attenzione, c'è stato un malinteso con Peressotti, il pallone però non è entrato nella disponibilità delle rossoblu. Lo farà in questo istante con la sfera tra le mani di Monica Furlan. A sinistra allora cerca Sovilla, subito in pressione Peressotti, all'indietro Tommasella, Tommasella evita Del Stabile col mancino, poi colpisce Tortolo, pallone ancora in area di rigore, allontana Virgili, al limite dell'area Sovilla ne ha 3 addosso, deve provare comunque a sgusciare, in qualche modo allontana Peressotti, ora preme forte il Vittorio Veneto, che cerca di profondere tutto quello che è lo sforzo finale, e così deve essere, così non può che essere, per difendere il 6° posto in classifica, per chiudere il girone d'andata con un punto a questo punto che sarebbe prezioso, ma insomma c'è tempo anche per puntare al sorpasso completo, ma bisogna cominciare a essere più concrete davanti alla porta di Malaroda. Zilli, ancora duello con Peressotti, che riesce a vincere anche questo contrasto. Alberti, lancio in verticale per Del Stabile, c'è Tomasi in anticipo, ma il pallone si spegne in fallo laterale. Ne approfittiamo ancora per dare un'occhiata agli altri risultati, perché abbiamo detto che Cortefranca e Trento si giocano molto per quanto riguarda questo campionato, dopo essere state appaiate praticamente per tutto il girone d'andata. Cortefranca continua a vincere per 2-0 a Venezia, il Trento è sempre sotto in casa col Padova, quindi attenzione perché Cortefranca potrebbe chiudere con 4 punti di vantaggio questo girone. Del Stabile intanto lotta strenuamente con Martinis, che non la molla, ringhia sui polpacci dell'ex giocatrice del Tavagnacco. Alla fine il calcio d'angolo premia il buon lavoro di Sofia Del Stabile. Allora attenzione, perché abbiamo detto che gli angoli possono ancora da qui alla fine diventare un'arma efficace per le rossoblu, ma lo sono già stato per la Triestina. Vediamo quest'angolo Chiricoccio con Tortolo in area di rigore, pallone che sfila dalla parte opposta. Virgilio lo mantiene in campo, allora può provare il controcross, duello con l'altro numero 5 Tomasi. Alla fine premiata, anzi no, premiata solo apparentemente, la buona spinta, il buon controllo, piccolo battibecco tra Virgilio e Tomasi, ma quello che conta ovviamente è la decisione dell'arbitro, che alla fine evidentemente deve aver corretto, anzi no, sembrava potesse correggere la chiamata del proprio collaboratore. Ah, è calcio di punizione, quindi evidentemente c'è stata la spinta, è stata ravvisata fallosa la spinta di Tomasi ai danni di Elena Virgili. Allora attenzione ancora a questa opportunità per la Triestina, in area di rigore Alberti, Usenic, Zanetti e Del Stabile per questa punizione che può spiovere dalla fascia mancina. Pallone in area di rigore, la chiama Bonassi, la fa sua con sicurezza e può provare a far ripartire l'azione. C'è una giocatrice dolorante a terra del Permac, sembra Arianna Cartelli, vediamo che sembra però in grado di rialzarsi, deve ovviamente riguadagnare la propria posizione. Quando c'è Raissa Tic che serve ora la neoentrata Tortolo, poi Alberti, pallone che spiove all'altezza del limite dell'area di rigore, Usenic a duello con Gava, prova un gioco di gambe, ancora Usenic, il pallone però scivola a fondo campo e allora siamo ormai in quella che è l'ultimissima fase di questo match. Vedremo quale sarà il recupero, non ci sono state per la verità grossissime pause in questo secondo tempo dove ripetiamo il Permac ha fatto qualcosa di più, ma il punteggio premia la squadra che è stata più concreta, più pericolosa. Dopo il palo nel primo tempo di Usenic è arrivata, e dopo i 2 grandi interventi di Bonassi su Paoletti, è arrivata la firma di Antonella Paoletti proprio in apertura di secondo tempo, firma che per il momento porterebbe 3 punti insieme alla Triestina nel viaggio di ritorno verso la Venezia Giulia. C'è ancora tempo però per lottare, bisogna farlo fino alla fine. Furlan con Del Stabile, rimessa laterale a favore delle rossoblu, zoppica Arianna Cartelli, che deve evidentemente aver subito un colpo
perlomeno doloroso come quello in questo istante tra le teste di Zilli e Peressotti. Ovviamente scontro assolutamente fortuito, ma in questi casi l'arbitro deve ovviamente intervenire prontamente. Stordite entrambe le giocatrici, è stato un impatto sicuramente importante ed ecco quello che sarà uno dei motivi, uno dei fattori, uno degli episodi che andrà inevitabilmente ad allungare le tempistiche di recupero comandate dal signor Corradi di Brescia. Nel frattempo segnaliamo anche sugli altri campi il successo ampiamente preventivabile del Brixen sul campo delle Torri, un 8-0 perlomeno quello che ci segnala in questo momento tutto campo, che porterebbe il Brixen al terzo posto a pari punti col Padova, superando quindi in un colpo solo, o perlomeno il Venezia sarebbe superato in un colpo solo da Padova e Brixen e scivolerebbe al quinto posto in quello che era uno dei big match di giornata, questo Venezia-Cortefranca, che sembra davvero legittimare la formazione di Roberto Salterio come la favorita numero 1, con 11 vittorie e un pareggio in 12 partite, un girone d'andata praticamente immacolato. Solo il Brixen è riuscita a strappare punti alla compagine bresciana in vetta. Nel frattempo il gioco è ripreso, c'è un fallo, no, sembrava ci fosse un fallo di Peressotti su Sovilla, che rimane dolorante a terra, le proteste anche della panchina rossoblù. Caduta male la giocatrice bellunese, a bordo campo c'è già Deborah Zilli con il ghiaccio sulla fronte, sulla tempia, un colpo doloroso. Minuti che quindi si andranno assolutamente ad allungare. Ricordiamo anche la lotta a salvezza per quanto riguarda questo girone, con in questo momento le Torri e Spal, che quindi dopo il 50% del girone d'andata sarebbero retrocesse. Ripetiamo, mancano ben 12 impegni, però per le Torri un solo pareggio sin qui, ovvero quello casalingo con l'Oristano. Intanto chiarimento tra il direttore di gara e la panchina rossoblù, che ha molto protestato in occasione di questo intervento falloso ai danni, apparentemente falloso, ai danni di Gaia Maria Sovilla. Dicevamo, le Torri un solo pareggio in campionato con l'Oristano, la Spal invece ha conquistato 5 punti, frutto del pareggio sul campo del Portogruaro, del 3-3 in casa con l'Isera e del successo contro il Le Torri. Portogruaro che quindi deve stare attento, perché a questo punto, in virtù della sconfitta sul campo dell'Unterlandamen, rischierebbe di trovarsi 2 soli punti sopra la zona retrocessione. Anche l'Oristano sembra soffrire in questo momento un momento non particolarmente felice, formazione sarda che aveva cominciato molto bene, autrice anche di uno scalpo importante, ma segnaliamo intanto il cambio, anzi doppio cambio, uno dalla parte e dall'altra, con l'ingresso di Canzi al posto di Zilli, che quindi non ce la fa, ha subito veramente un colpo molto molto duro, quindi per il finale dentro un'altra giocatrice classe 2002, ovvero Dalila Canzi, sfortunata ancora una volta Deborah Zilli. Dall'altra parte Flyban al posto di Usenic, quando siamo già ben oltre il 90esimo. Non abbiamo visto la segnalazione del recupero, ma la vedremo davvero tra un attimo, con l'ingresso, diciamo, da bordo campo della Lavagna. Sono 5 minuti, vedremo se da ora o se complessivi. Gioco nel frattempo riprende, rimessa laterale ancora in zona offensiva per la formazione vittoriese. Qualche protesta anche ora da parte della triestina, diciamo fase molto confusa in questo momento da una parte e dall'altra. Siamo oltre il 92esimo minuto, vedremo se questi 5 minuti cominceranno dopo la ripresa del gioco, che è avvenuta sostanzialmente a 91:30, dopo doppio infortunio occorso a Zilli e Sovilla, con Zilli che è stata costretta a abbandonare il campo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, oppure se 5 complessivi, e in quel caso ne mancherebbero 2 e mezzo alla fine. Attenzione a Mantovani, prova a mettere un po' di ordine il capitano, deve districarsi tra la marcatura di Tortolo, poi apre in orizzontale per Furlan che prova a controllare col mancino, tocco per la neonatata Canzi, Canzi prova a proseguire, duello con Tic. Ancora Canzi, ha bisogno di assistenza da parte delle compagne, quasi all'altezza della bandierina, trova il pallone lì dietro per Furlan, un buon corridoio, pallone crossato al centro, un po' arretrato, Cartelli anticipata, prova a lottare ancora con Furlan, con Zanetti, e commette alla fine fallo ai danni, se non ho visto male, di Peressotti. Anche Cartelli però era dolorante, allora un finale che rischia di diventare tragicomico
per la formazione rossoblù, che in pochi minuti ha visto subire duri colpi a Zilli, che ha abbandonato il terreno di gioco, a Sovilla, che dopo un duello con Peressotti è riuscita comunque a ristabilirsi. Ora problemi per Cartelli, che aveva accusato un dolore, c'era sembrato, alla gamba sinistra anche pochi minuti fa, era già zoppicante. Recupero quindi che si allungherà a questo punto a dismisura. Vedremo se in questo finale davvero molto particolare, molto spezzettato, praticamente non si gioca da quasi 6 minuti, ci sarà magari uno sparo nella notte, un colpo, un episodio, un'apparizione quasi mistica all'interno dell'area di rigore di Malaroda, per cercare di strappare almeno un punto a una fiera triestina che sicuramente non ha affatto demeritato di essere in vantaggio a questo punto della gara. Anche Tomasi nel frattempo subisce un colpo nello scontro con Gallo, colpi tutti fortuiti, ci teniamo a dirlo, insomma, grande correttezza in campo tra entrambe le squadre in questo finale molto convulso. Bigaran, tanto a bordo campo Cartelli, vediamo l'azione rossoblù con Furlan che può mettere il cross col mancino, non c'è nessuno però al centro, lontano Virgili di testa, Alberti però sui piedi di Tommasella. Tommasella però si fa strappare il pallone da Zanetti, prova a intervenire di mestiere, ma la numero 9 della Triestina riesce a uscire bene, pallone per Tic, per Gallo, e poi scontro con Tomasi per Flyban, anzi era la giocatrice della Triestina qui a duello con Tomasi. Calcio di punizione a favore delle rossoblù, si sbraccia come un dannato a bordo campo mister Fabrizio Melissano della Triestina, apparentemente più tranquilla la panchina rossoblù, ma c'è grande concitazione in questo finale di partita che può decidere il sorpasso in graduatoria proprio della Triestina ai danni del Permac al sesto posto in classifica. Prova il ponte Mantuani per Sovilla, pallone che però non arriva alla numero 18 ed arriva il fischio finale. In questo momento dunque 5 minuti di recupero che erano stati stabiliti dall'inizio e finisce con una sconfitta. L'ultimo impegno del girone d'andata per le rossoblù. La Triestina espugna il Paolo Barison di Vittorio Veneto, dobbiamo dirlo, lo fa con merito, vincendo grazie al gol di Paoletti al 6° minuto della ripresa. Le occasioni migliori del match sono state tutte ad appannaggio delle alabardate, che conquistano il loro 4º risultato utile consecutivo. È bastata la zampata di Antonella Paoletti, dopo che nel primo tempo Alice Bonassi aveva salvato 2 volte, proprio su Paoletti, e dopo che anche il montante, il palo, la base del palo interno aveva salvato le rossoblù nell'occasione al 27° con Usenic. Nel secondo tempo sicuramente meglio le tose di mister Massimo Zoni, non abbastanza però da creare pericoli e da trovare il punto del pari di fronte a Ginevra Malaroda. Permac che dunque chiude il girone d'andata a quota 17 punti, lo chiude al 7° posto, piccolo rammarico perché, come abbiamo detto, la Triestina completa il sorpasso, l'inseguimento avvenuto per tutta la stagione ai danni delle rossoblù, e quindi sale a quota 19 punti, il Permac rimane a 17, vediamo se riusciamo a darvi qualche finale. C'è il finale da Trento, quindi il Padova ha vinto sul campo della seconda in classifica, attendiamo a questo punto l'ufficialità della vittoria del Cortefranca capolista sul terreno del Venezia per darvi quella che sarebbe la graduatoria al termine del girone d'andata. Nel frattempo ribadiamo ancora la netta, limpida vittoria della Triestina, tose che hanno peccato in fase di costruzione e in fase di lucidità. È mancato davvero qualcosina di fronte a una retroguardia alabardata sicuramente, che ha espresso una prova di grande qualità, e questo dobbiamo riconoscerlo pienamente. Quindi questi dovrebbero essere i risultati finali di questa 13ª giornata del girone B di Serie C. Isera che ha vinto sul campo dell'Atletico Oristano per 2-1, Brixen 8-0 sul terreno delle Torri, Padova 1-0 sul campo del Trento. Quindi tante vittorie esterne, compresa quella del Cortefranca sul campo del Venezia. Unico successo interno di giornata, del quale attendiamo conferma finale, quello dell'Unterland ai danni del Portogruaro. Questa dovrebbe essere dunque la classifica al termine del girone d'andata di questo gruppo B di Serie C. Cortefranca che si candida ha un ruolo da protagonista per la promozione con 34 punti, più 4 sul Trento secondo in classifica, poi Padova e Brixen 25, Venezia 23, Triestina al 6° posto con 19 punti, Permac 7° 17, poi Unterland a 15,
la zona retrocessione di fatto comincia dall'Oristano con 10 punti, poi Isera 8, Portogruaro 7, Spal e le Torri, rispettivamente con 5 e 1 punto, chiudono la classifica e in questo momento sarebbero retrocesse in eccellenza. Mentre osserviamo la gioia legittima da parte delle giocatrici giuliane, ringraziamo ovviamente Stefano Modolo per le riprese di giornata, ringraziamo in regia Federico Campodall'Orto e Davide Parpinello, ovviamente per la tenda TV. L'avventura delle Tose continua, insomma è un KO che non deve assolutamente inficiare quello che è l'ottimo lavoro di un gruppo giovanissimo, un gruppo che si sta ricostruendo, un gruppo che ha bisogno di continuare ad acquisire esperienza sul campo. La possibilità di un pronto riscatto tra le mura amiche potrà avvenire già domenica prossima, perché il primo impegno del girone di ritorno vedrà appunto domenica 21 le Tose di mister Massimo Zoni affrontare tra queste mura il Brixen Obi. Sfida interessante che ovviamente vi proporremo ancora una volta in diretta sia sulla tenda TV sia sulla pagina Facebook del Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto, sia in streaming sul sito della tenda TV stessa. Per il momento è tutto qui dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Ricordiamo ancora il punteggio finale: Vittorio Veneto 0, Triestina 1, ha deciso il gol di Paoletti al sesto della ripresa. Grazie a tutti da parte di Paolo Pappagallo, l'appuntamento domenica prossima sempre qui dal Paolo Barison. Buona serata.